Dopo l'invasione longobarda del VI secolo e dopo le importanti distruzioni che sono state causate dall'invasione ungara del IX secolo e la mancanza del vescovo per molti anni, Padova si era ridotta allo spazio più centrale della città, abbandonando il suo perimetro più esterno, e di conseguenza il Prato della Valle si è ritrovato ai margini della città. Il monastero di Santa Giustina era l'ultimo baluardo a totale abbandono dell'area. Qui, a partire da una piccola chiesetta, a partire dal VI secolo, viene realizzata la prima basilica di Santa Giustina. Nel 589, dopo grandi alluvioni, vengono sconvolti molti fiumi, tra cui anche il Brenta e il Bacchiglione. Il Brenta si sposta a nord abbandonando il suo corso dentro la città. Questo corso verrà poi occupato dal Bacchiglione e questo renderà il prato una zona acquetrinosa, paludosa e piena di zanzare. Dalla metà dell'XI secolo, con la rinascita della città, si tornano a fare i mercati in prato. Ci saranno molte controversie legali tra la città e il monastero di Santa Giustina sui diritti legati alle fiere tenute in prato. La situazione viene risolta dal vescovo Ulderico, che nel 1077 conferma ai monaci di Santa Giustina la proprietà del Prato della Valle. In cambio però si prende diritto di usare i resti del teatro romano come cava di pietra, per ripagare i suoi debiti che aveva contratto con la Serenissima. Molti di questi blocchi verranno portati a Venezia per fare le fondamenta del vecchio ponte di Rialto. Nel 1117 un terremoto distrugge la Basilica di Santa Giustina, basilica che viene ricostruita attorno al 1123 in stile romanico. Tra la fine del 300 e l'inizio del 400 viene realizzato in prato il Maglio Carrarese, ovvero la forgeria cittadina, che insieme ai mulini usava l'acqua dei canali vicini, creando molto spesso uno sbarramento delle acque, e questo porterà a vari allagamenti del prato. Nel corso del 400 viene realizzato un imponente edificio nell'angolo nord del Prato della Valle, oggi noto come Palazzo Angeli, allora serviva come residenza padovana del cardinale Bessarione. Nel 1434 il banchiere fiorentino Pallastrozzi, in esilio da Firenze, si stabilisce a Padova e fa costruire in prato il suo palazzo, tra i primi esempi padovani di architettura rinascimentale. Nel 1498 iniziano le demolizioni della Basilica romanica di Santa Giustina, per sostituirla con la basilica attuale, enorme progetto rinascimentale dell'architetto Andrea Moroni, architetto che progetterà anche il palazzo Zacco al Pra, altro palazzo che si può trovare al Prato della Valle, che viene costruito tra il 1556 e il 1557. A partire dal 1521 inizia la costruzione di Palazzo Grimani e a partire dal 1608 viene realizzato il collegio universitario da Mula, al centro del lato est del Prato. Nel 1766 si svolgono in Prato le prime corse con le bighe che continuarono fino al Novecento. Nel 1767 il Prato, dopo una grande lotta, passa in proprietà dal monastero di Santa Giustina all'amministrazione cittadina. Nel 1775 Andrea Memmo arriva in città, con l'incarico di provveditore straordinario. Il suo programma di governo di Padova si basava su due obiettivi principali: il rilancio commerciale e gli interventi di igiene pubblica, obiettivi che hanno trovato la perfetta sintesi nel suo progetto del Prato della Valle. Andrea Memmo controllava quotidianamente lo svolgersi dei lavori e durante la sua permanenza a Padova risiedeva nel Palazzo Angeli, di cui abbiamo parlato prima. L'isola Memma è stata realizzata attraverso l'impiego di 10.000 carri carichi di terra che è stata impiegata per riempire la depressione che caratterizzava il prato, per impedire il ristagno delle acque. Dopo la morte di Andrea Memmo nel 1793, il progetto andrà sempre più a rilento. Arriva Napoleone, la Serenissima cessa ad esistere e nel 1810, con la soppressione degli ordini religiosi, i monaci vengono allontanati dal monastero di Santa Giustina e il complesso diventa un ospedale militare. In contemporanea, vicino al Prato della Valle, vengono chiusi e per poi essere demoliti il convento e la chiesa di Betlemme e la chiesa di San Leonino. Nel 1822 viene distrutto da un incendio il collegio da Mula, che viene sostituito nel 1861 dalla loggia Mulea. Il famoso architetto Giuseppe Iapelli nel 1825 prevedeva la costruzione della cittadella universitaria nel lato est del Prato della Valle, ma questo progetto gigantesco, come potrete ben vedere, non verrà mai realizzato. Nel 1913, sull'area che prima veniva occupata dal monastero della Misericordia, inizia la costruzione del Foro Boario. Nel corso degli ultimi 2 secoli il prato, oltre alle solite funzioni commerciali e di pubblico ritrovo, è stato utilizzato per parate militari sia dall'esercito italiano che da eserciti stranieri. Nel 1938, in occasione della visita di Padova di Benito Mussolini, si terrà in prato una adunata oceanica e nel 1982 ospita una messa di Giovanni Paolo II. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito ad approfondire di più se vi interessa l'argomento. Ora, quando camminerete per il prato per rilassarvi o per incontrare qualcuno, adesso saprete anche magari qualcosa della sua storia.